bene Sonia, allora, senza spoilerare tutto il resto del contenuto del libro di Sonia, insomma, tanto siamo già arrivati a metà, a una buona metà, a me ha colpito il titolo di un capitolo, no? In cui tu dici, si vive una volta sola? È una domanda a cui nessuno sa rispondere chiaramente, no? Però io vorrei che tu dessi la tua personale interpretazione perché è molto connessa con il legame che tu senti di vivere con Mark Knopfler, no? Quindi la parola a te. Si vive una volta sola? Vai. Però comunque Silvia, mai più un microfono per due, musicisti zitti e microfoni a qua. Si vive davvero una volta sola? Abbiamo una vita, una soltanto. Questo è un concetto che viene spesso ripetuto come stimolo a essere e vivere nel modo migliore possibile. A non rinviare, a non sciupare occasioni, a non sprecare tempo e risorse, a dare e fare tutto quello che possiamo. Un bel principio, prendere i giorni intensamente. Che poi tutto si esaurisca nel giro di calendari che attraversiamo è però un'altra storia. Forse c'è l'ignoto, prima e dopo quello che vediamo, un altrove che è difficile decifrare. Magari è qualcosa che abbiamo soltanto dentro, nella sfera dei nostri pensieri più intimi e reconditi, oppure è oltre quello che siamo abituati a concepire. Il sogno che ho raccontato è in quella inafferrabile dimensione senza tempo, che può farci dire che di vite ne abbiamo più di una. Io difendo con vigore la verità di tutti gli anni che ho srotolato qui come una passatoia. La difendo perché mi piace l'idea di una realtà che esce da qualsiasi percorso. Eppure non è fantasia. Almeno in qualche misura è successo quello che ho tanto sognato. Conoscere Mark Knopfler, la persona che è diventata parte di tanti miei sogni, spirito di tanti miei pensieri e contatto di anime in tanti miei sogni. Non solo musica per le mie orecchie, lui è stato di più, molto di più. Forse la materializzazione dell'insondabile. A chi potrebbe interessare un sogno che si realizza? A tutti, proprio a tutti. Perché dare una chance ai nostri sogni significa seguire se stessi, concedersi la possibilità di essere felici, almeno per un attimo, o come direbbe Mark, a last. Ecco, finalmente. Comunque dopo il primo incontro ci sono stati altri eventi che mi hanno collegato alla sua vita. Ecco perché ho deciso anche di scrivere un libro, altrimenti sarebbe stato il racconto di un incontro così bello, per quanto bello sia, però sempre un evento così. Invece ci sono state altre occasioni che mi hanno collegato alla sua vita, e durante la stesura del libro mi sono arrivate tutte le risposte che aspettavo da 40 anni, sul perché io provassi e provo ancora queste forti emozioni quando sento la sua voce e vedo i suoi occhi. Sonia è emozionata, fa molta tenerezza che sia così emozionata ancora dopo tutto questo tempo e direi che è vero amore, oserei dire che è vero amore animico, platonico, quello che vuoi, però insomma questa è sicuramente una dimostrazione, è la cosa che dicevo all'inizio, no? Quando l'opera di un artista ti mette talmente in contatto con lui che crei un legame che a volte porta anche con sé degli sconvolgimenti emotivi. Ecco, e quindi tutto questo mi fa molto... Portiamo qualcosa di strong adesso, non lo so, un whisky doppio, boh, sta bene. Sì, infatti sono bellissime, certo. Allora, non volevamo aggiungere altro in termini di racconto della storia del libro, altrimenti lo spoileriamo tutto, a meno che tu non voglia raccontare altro. Ma se c'è qualcuno che ha delle domande, siamo qua, è qua.
No, vabbè. Tipo, che cosa facevi? Cose strane in che senso? No, adesso ce lo dici. Beh sì, certo. Che bellezza. Anzi, la Sonia è anche scappata via a un certo punto da Mark. Sì, sono scappata via. Ho avuto un'occasione di incontrarlo a quelli che calcio. Mi avevano invitato. Allora, io facevo parte di questo fan club di Firenze. Anche qua un'altra sincronicità che mi è successa è venuta prima degli incontri in Rozzo. E quindi avevo conosciuto Giancarlo Passarella, che è il fan club, il fondatore l'unico fan club italiano dei Dire Straits. E quindi lui, quando i Dire Straits venivano in Italia, lui li seguiva dappertutto perché era contatto proprio con Marco. E quindi mi è venuto un po' sul filo. Ecco, a un certo punto Mark era ospite a quelli che calcio nel 2000. E quindi Passarella aveva la possibilità di chiamare di partecipare con 5 dei fans, insomma, del club. E io ero la più attesa di tutti perché avevo avuto questo meraviglioso incontro con Mark, no? Quindi mi aspettavano e non sono andata. Ma non posso dirlo perché c'è scritto le dire. Non ci sono andata. Però, se posso dire una cosa, lei non è andata a Londra da Mark, ma il suo libro è arrivato a Mark, vero? Mi ha raccontato Sonia. Mark ha tutte e due le copie, sia in italiano che quelle in inglese. E so che l'ha letto. Perché ho avuto contatto con il suo braccio destro, Guy Fletcher, il tastierista ci siamo scambiati delle email. E quindi lui mi ha confermato che l'ha ricevuto, anche perché c'è anche Guy Fletcher dentro all'interno del libro, perché mi ha aiutato a fare avere un regalo a Mark durante un concerto a Udine. E quindi ecco, lui ha avuto sia la copia in italiano, perché è andata una mia amica a Londra l'anno scorso e è andata al suo studio di registrazione, lui era dentro, stava registrando ma non poteva interrompere, io la consigliavo anche il video della consegna. E poi anche la copia in inglese gli ho spedita Bene, se ci sono altre domande, altrimenti facciamo... Vai. Però non è tanto bello, insomma. È una domanda che devo chiederti. Però Mark Knopfler... Non mi serve. Credo sia un artista molto intenso, perché se non sbaglio è l'unico che ha dedicato una canzone al suo Italia, a Monteleone forse. Sì. Ma una domanda ho. Perché ultimamente ha perso il talento che aveva prima quando suona? Cioè è diventato così statico? Perché ha subito un incidente nel 2003, doveva fare un tour mondiale, ma io avevo già il biglietto in mano, ma ha avuto un incidente. Un incrocio, una donna non ha rispettato lo stop, lui è rimoto e è andato dentro la propria macchina, 6 costole e la clavicola rotti. E quindi da là lui ha iniziato poi sai, subentra anche l'aspetto psicologico, emotivo, tutto quanto, quindi si è calmato, ha cambiato proprio lo stile. Però
è sempre molto bravo, molto no, trascinante nonostante tutto, giusto? Bene, volete farci sentire qualche Visto che cos'altro? abbiamo citato il Knopfler dei vecchi Oh, tempi, là, dai, è vero che era molto più frizzante. atletisco, sì, la mia impressione si posso dire anche la mia. Certo, hai il microfono, beato qui, dai, Lo può dai. portare a casa. Insomma, allora farsi vedere, prima del No, al di là delle portare battute, diciamo che sì, secondo me è invecchiato molto dentro, dopo l'incidente in realtà, al di là dell'aspetto uno recupera, voglio dire, fa esercizio e secondo me lui è proprio è diventato vecchio prima di diventare vecchio, a livello proprio di voglia di esercitarsi, a sé concesso. E gli ultimi suoi album sono strepitosi secondo me, a livello però diverso rispetto a quello che lui faceva con i Dire Straits, perché lui è diventato un grandissimo cantastorie, è diventato molto meno virtuoso sullo strumento, ma molto più impattante a livello emotivo, sia nel canto che nei testi, che anche nelle poche note che ormai mette sulla chitarra. Ecco, questa è stata l'evoluzione dell'artista.